Domani l'arrivo del nuovo vescovo di Treviso. Monsignor Tomasi ha espresso il desiderio di fermarsi in alcune parrocchie lungo la Feltrina, prima tappa alla chiesa di Santa Lucia a Biadene. L'arrivo del nuovo vescovo sarà seguito con una lunga diretta da Antenna 3 a partire dalle 14, intanto ieri record di ascolti per la puntata di 40 dedicata ai 40 anni della chiesa trevigiana. La sparatoria in questura a Trieste è costata la vita a 2 giovani agenti e il ferimento del terzo poliziotto. Parla la mamma dell'uomo accusato dell'omicidio: chiedo perdono, mio figlio è malato. Incidente questa mattina a Montebelluna tra un'auto dei carabinieri ed una vettura condotta da un 19enne. Il giovane e 2 militari finiscono in ospedale. Parte anche a Montebelluna il controllo di vicinato, un'esperienza partita dal comune di Povegliano che lo coinvolge poco meno della metà dei comuni della Marca. Rifiuti, abbandono e degrado dell'area ex Guaraldo a Paese, sit-in di protesta dei residenti per chiedere un intervento delle istituzioni. Al via le tradizionali fiere di San Luca che rimarranno a Treviso fino al 20 ottobre, già dal primo giorno un bagno di folle e giostra, nel giorno dell'inaugurazione anche assessori e consiglieri. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito in primo piano, domani giornata importante per la città di Treviso con l'arrivo del nuovo vescovo Monsignor Tomasi, la sua giornata che lo porterà fino al Duomo per la celebrazione della Santa Messa. Inizierà al mattino con la partenza da Pederoba, dove ad attenderlo ci saranno le autorità locali. Allora ci colleghiamo subito con Pederoba, dove per noi c'è Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Sì, buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Alle mie spalle il campanile della parrocchiale che per prima accoglierà Michele Tomasi, il nuovo vescovo di Treviso. Arriverà qui intorno alle 9:30, c'è già un clima di festa in questo paese perché è un'occasione unica, è un caso unico per Pederoba l'accogliere il nuovo pastore della chiesa trevigiana. Sono con l'onorevole Raffaele Barato, ex sindaco e naturalmente rappresentante dello Stato, e poi ovviamente il sindaco Marco Turato. Allora, cominciamo per anzianità di grado e con l'onorevole. Intanto un'occasione unica per Pederoba. Sì, una grande occasione, davvero una grande festa, un grande orgoglio per il paese, ma soprattutto per tutto il territorio, e noi davvero ne andiamo molto molto fieri. Cosa gli dirà al vescovo? È una cosa emozionante e dirò che davvero si troverà una comunità molto molto forte, una comunità che aspettava un grande vescovo come questo. Tra l'altro mi dicono che è un vescovo molto moderno, che con la chitarra chissà che ce la venga anche a suonare qui poi in un giorno magari di calma nel nostro comune. Comunque è un grande orgoglio, un grande onore averlo nel nostro comune come esordio. Grazie. E allora adesso invece, perché non è presente qui con noi il parroco perché sta dicendo messa, è l'orario della messa del sabato sera, e allora l'abbiamo registrato prima e quindi sentiamo invece cosa dirà il parroco al suo nuovo vescovo. I sentimenti che posso esprimere in questo momento sono di una grande gioia, anche perché tutta la popolazione partecipa volentieri a questa accoglienza. Diremo è quasi una specie di risveglio generale, credo anche di fede, perché nel vescovo vedono il pastore, il grande pastore che viene ad aprire sentieri nuovi per la nostra vita comunitaria di cristiani e anche di uomini. Tutti si aspettano qualcosa di importante e tutti hanno collaborato, dai più grandi ai più piccoli, dalle catechiste agli alpini, alla banda, alla Proloco, il comune stesso, tutti. È un grande onore. Diremmo è anche una responsabilità, perché secondo me questo arrivo è segno anche della provvidenza. Comunque un grande abbraccio di questa comunità. Sì, ma la provvidenza, guardi, la provvidenza ha voluto posare lo sguardo sulla piccola Pederoba, grande anche per tante iniziative, e che si trova proprio ai confini, al nord della diocesi. Se la provvidenza dà questo regalo, noi dobbiamo approfittarne. Il parroco Don Paolo ha detto un grande abbraccio, quello che Pederoba riserverà al suo vescovo.
Beh, la comunità di Pederobba è tutta emozionata e pronta ad accogliere il nuovo vescovo. Sono giorni intensi per la nostra comunità, sono giorni in cui tutti quanti a qualsiasi livello vogliamo creare una situazione al nuovo vescovo che si renda conto in che diocesi è arrivata, una grande diocesi, quella di Treviso. Lei cosa chiederà come sindaco, come primo cittadino, che venga a trovarlo velocemente? Che venga a trovarci, che venga a conoscere la nostra comunità, le nostre parrocchie, che sono fatte di persone volonterose, che sono legate alla Chiesa in maniera forte, e questo è un dato di fatto e sono convinto che prima o poi venga a trovarci. Allora, giusto per raccontare un po' come andrà la giornata, 9:30 sarà qui, rimarrà circa, mezz'oretta, 40 minuti, dopodiché partirà, e la sorpresa già all'inizio è che ha voluto cominciare a conoscere le sue parrocchie, tanto è vero che una prima tappa sarà lungo la Feltrina, una piccola deviazione sarà per Biadene. Allora siamo andati a sentire il parroco, il neoparroco di Biadene, sentite cosa ci ha detto. Don Damiano Frassetto, insomma una bella sorpresa per voi. Una sorpresona, direi. Siamo davvero contenti di avere il Vescovo Michele che, mentre sta per raggiungere Treviso, entrando in diocesi, si fermi o faccia un passaggio per la nostra comunità, per la nostra Chiesa, la domenica mattina prima della messa delle 10:30. La conferma quando è che l'avete avuta? La conferma l'abbiamo avuta ieri, poco prima di pranzo, e non appena abbiamo avuto questa bella notizia abbiamo cercato di diffonderla. Quindi tutti i parrocchiani saranno qui ad aspettarlo domani? L'aspetteremo, il nostro Vescovo, sul sagrato. Credo proprio che questa sia una cosa meravigliosa, il fatto che lui inizi il suo ingresso in diocesi già accostando più parrocchie, più cristiani che può, e questa vicinanza del Vescovo farà tanto bene. Però diciamo così, l'incontro con il Vescovo non è solo per i parrocchiani di Biadene, per tutti quelli che vogliono arrivare qua. Beh, certo, abbiamo invitato anche gli amici, i fratelli cristiani di Caonada, visto che io sono il nuovo parroco anche di Caonada. E poi naturalmente il Vescovo proseguirà con un'altra tappa a Signoressa e poi a seguire anche a Postioma, dove tra gli altri ci sarà anche il nostro regista, quello che mette in onda il telegiornale questa sera, Roberto Durigon. Dopodiché altro viaggio per arrivare alla Casa della Carità, dove incontrerà Don Davide Schiavon, quindi entrerà in città, si fermerà anche alla Casa del Clero e pranzerà con i parroci anziani proprio della Casa del Clero, poi dalle 14 un attimo di raccoglimento nella chiesa storica della città di Treviso, della Marca, ovvero Madonna Granda, da lì a piedi con dei giovani percorrerà tutto il centro città fino ad arrivare al Battistero, dove troverà sicuramente anche l'onorevole Turato con le altre autorità laiche, ci sarà anche il Presidente Zaia per il saluto di benvenuto. A seguire alle 16 la celebrazione, durerà circa 2 ore fino alle 18. Tutto questo noi lo racconteremo con una lunga diretta che partirà dalle 14, ma vi faremo vedere anche tutto il progresso partendo proprio da Pederobba domani mattina alle 9:30. Però prima vi faccio sentire invece qual è l'atmosfera, sia diciamo così in città, cioè a Treviso, sia in provincia, in particolare a Montebelluna. Sentite cosa hanno detto i trevigiani sull'arrivo del nuovo vescovo. Contenta? Lo vedono a Biadene, perché sono da Biadene. Bene, contenta? Contentissima. C'è grande attesa tra i fedeli per l'arrivo domani del nuovo vescovo. Lungo tutto il tragitto che percorrerà da Pederobba a Treviso ci si prepara a salutare Monsignor Tomasi. Curiosità, aspettative su quello che sarà l'operato del vescovo accompagnano questa vigilia. Che ci dia tanta fiducia, pace, serenità. Chiederei una dimensione più spirituale della Chiesa. Io lo vedo bene comunque, non posso aggiungere, lo vedrò bene a Treviso, lo vedo bene. Grazie. È una bella persona. Ha un curriculum eccezionale ed è un personaggio che ce ne sono pochi. Meglio di così non potrebbe andare. Ricordando il video di Monsignor Tomasi mentre nel Duomo di Bressanone saluta i fedeli suonando la chitarra, molti sperano che con il suo entusiasmo possa attirare sempre più giovani. Io sono a Salmo per la gioventù. È molto un vescovo allegro. Allegro per i giovani, no? È per i giovani questo. Lascia che attira più attenzione.
Bene, allora siamo arrivati al termine di questo collegamento. Vi ricordo domani dalle 14 in diretta su Antenna 3 per quanto riguarda la grande diretta di benvenuto del Vescovo Tomasi, e visto che siamo a Pederobba e che è appena stata inaugurata la sagra dedicata al Marrone di Monfenera, tra l'altro prima sagra di qualità d'Italia con premiazione direttamente in Senato, è stato proprio l'annuncio di questa sera. Sindaco, ci fa vedere, questi sono i marroni, ma è vero che sarà, diciamo, il primo regalo che riceverà il Vescovo qui? Non solo calore con il cuore, ma anche calore con il nostro prodotto tipico, il marrone di Monfenera. Grazie, con questa battuta restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Lucio, grazie anche ai tuoi ospiti e buon lavoro per questa sera, ma soprattutto per domani, per questa grande ed importante giornata con il nuovo Vescovo. Il record di ascolti per la puntata di ieri sera di 40, la nostra trasmissione che ripercorre i fatti principali della nostra storia attraverso le immagini del nostro archivio, puntata quella di ieri sera dedicata ai 40 anni della Chiesa Trevigiana attraverso le immagini storiche ed esclusive di Antenna 3, dalla visita di Papa Wojtyla ai vescovi che si sono succeduti in questi anni alla guida della diocesi, da Mistro Rigo a Gardin, quasi tutti 110.000 persone che hanno seguito la prima serata di Antenna 3 dedicata proprio alla vigilia dell'arrivo del nuovo Vescovo di Treviso. E domani, lo abbiamo già detto, l'abbiamo già anticipato, domani Antenna 3 seguirà dalle 14 l'arrivo di Monsignor Tomasi a Treviso, una lunga edizione straordinaria, collegamenti costanti lungo tutto il percorso del Vescovo fino all'arrivo in Duomo, dove celebrerà la Santa Messa, ospiti in studio per commentare la giornata speciale della città. E quindi lasciamo questa ampia pagina dedicata al nuovo Vescovo a Treviso ed andiamo avanti con la cronaca e il racconto della mamma di Alejandro Augusto Stefan Maran, il dominicano accusato dell'omicidio dei 2 poliziotti. Siamo ovviamente alla sparatoria di Trieste, che hanno perso la vita ieri sera in questura, e del ferimento dell'agente che era di piantone. Sentiamo. Posso dire? Che le può dire una persona? Ha un padre che pierde il figlio, o un figlio che pierde il padre, che non c'è parola, non si può dire nulla che possa confrontare un dolore così. Mi dispiace quello che mio figlio ha fatto, mio figlio non è in grado, mio figlio è malato mentale. Così Betania, la madre dell'assassino dei 2 poliziotti, ha chiesto scusa in lacrime alle famiglie dei 2 agenti. Nell'intervista girata dall'ANSA, la donna ha più volte rivolto il proprio pensiero alle conseguenze tragiche del raptus omicida del figlio. Noi siamo cresciuti in un ovario cristiano, noi crediamo, abbiamo paura di Dio. Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego a Dio che le dà la pace. Allora. Quindi la ricostruzione della giornata di quel 4 ottobre 2019 che resterà impresso nella memoria di tutti, a partire dalla rapina commessa dal figlio Alejandro, che ha scaventato a terra una donna in via Carducci nel centro di Trieste, impossessandosi del suo scooter e svanendo nel nulla. Lui ieri mattina ha preso un motorino qua sotto a una ragazza perché diceva la notte prima non mi ha lasciato dormire. Mi diceva che sentiva della voce, che lo stavano perseguitando, che lo volevano ammazzare. A lei lo diceva? A me. Allora io andavo là in camera mia, dopo io dicevo, stai buono, dormiti, che passerà. Mamma, ma tu non vedi, non senti la voce, anche tu non la senti, non lo vedi. E mi vogliono uccidere, non lo vedi. Quindi, prima di denunciare il fatto in questura, dopo il pentimento dell'uomo e l'aiuto del fratello Carlyle, la richiesta di aiuto psichiatrico per Alejandro da parte della madre. Mio figlio, Carlissimo, mi ha detto, mamma andiamo dal carabinieri, lui voleva andare dal carabinieri prima, ma io ho detto no, lui ha bisogno prima da un medico, che le den un calmante o qualcosa, certo, poi andiamo dal carabinieri, perché sicuramente sta ragazza avrà fatto una denuncia. Certo. E siamo andati là, loro ci hanno spiegato come fare. Mio figlio ha fatto. Poi il viaggio verso la questura dopo la chiamata in centrale, i 2 fratelli nella volante davanti, la madre nella vettura di servizio che seguiva. Siamo saliti loro in una macchina e io in un'altra. Io non ho fatto tempo di uscire dalla macchina perché già sentivo le spare, avevano detto mettasi giù, io sentivo mio figlio che urlava. Augusto. Urlava.
E vedevo tutti questi carabinieri, tutte queste sirene, tutti questi spari. Infine, nella tristezza per le famiglie distrutte dei poliziotti e per un figlio accusato di omicidio plurimo, l'ultimo pensiero di una madre in evidente stato di shock. Volevo mio figlio, voglio sapere se è vivo, se è morto, perché io non l'ho visto. Non mi state dicendo che non è vivo, perché sì, non l'ho l'ho sentito da ieri. Dove è ferito? È preoccupata giustamente. Ed una toccante cerimonia con tutte le forze dell'ordine, centinaia di persone si è tenuta davanti alla questura, preceduta da un vero e proprio pellegrinaggio di triestini che con biglietti e fiori hanno voluto ricordare i 2 agenti uccisi. Sirene spiegate come un urlo di dolore a rompere un silenzio irreale. Trieste si stringe attorno alle famiglie e ai colleghi dei 2 agenti uccisi. Carabinieri, guardie di finanza, polizia locale, vigili del fuoco, tantissimi operatori delle forze dell'ordine sono giunti in silenzio portando una corona di fiori per commemorare le vittime della sparatoria, deposta nel famedio della questura davanti a colleghi e familiari delle 2 vittime e accolti dal parroco della cappella civica del comune di Trieste, don Stefano Canonico, che ha recitato una preghiera e parlato ai presenti per qualche istante. Centinaia di triestini presenti alla toccante cerimonia spontanea, al termine della quale il questore Giuseppe Petronzi si è commosso intrattenendosi con i parenti per qualche minuto. Vogliamo giustizia, ha gridato una familiare delle vittime. Cerimonia preceduta in mattinata da un ancor più spontaneo pellegrinaggio di tanta gente comune che sempre in silenzio ha depositato ai piedi dei cancelli della questura fiori, bandierine tricolore, tanti biglietti con messaggi di cordoglio e di gratitudine verso coloro che sono già stati ribattezzati i nostri angeli. E continuiamo ora con la cronaca, ma ci spostiamo nel Trevigiano. Incidente questa mattina a Montebelluna tra un'auto dei carabinieri ed una vettura condotta da un 19enne, 3 feriti. Uno schianto questa mattina intorno alle 7 all'incrocio tra vicolo Boccacavalla e via Montello a Montebelluna. Una Fiat Panda condotta da un 19enne di Volpago del Montello si è scontrata contro un'auto dei carabinieri. Il giovane avrebbe urtato violentemente per motivi in corso di accertamento la portiera lato conducente dei militari dell'Arma. Entrambi i veicoli sono rimasti seriamente danneggiati e sono stati portati via dai mezzi di soccorso. Nell'incidente sono rimasti feriti leggermente sia il 19enne che i 2 carabinieri. Tutti e 3 sono stati portati in ospedale per essere medicati. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale, alcuni disagi alla viabilità subito ripristinata grazie ai carabinieri di Montebelluna e alla polizia locale. Intorno alle 7 di questa mattina alcuni automobilisti che stavano transitando lungo l'autostrada 27 hanno chiesto l'intervento della polizia stradale per la presenza di una persona che stava camminando poco prima del casello di Vittorio Veneto Sud. Immediato l'intervento degli agenti che hanno individuato la donna e l'hanno portata fuori dall'autostrada. Poco prima, al chilometro 81, i poliziotti erano intervenuti sempre in A27 per un'altra persona, questa volta in sella ad una bici. Avvio ufficiale oggi a Montebelluna del progetto Controllo di Vicinato, un'esperienza partita dal comune di Povegliano che lo coinvolge poco meno della metà dei comuni della Marca. Questa mattina per spiegare l'operatività ai cittadini, incontro con sindaco e forze dell'ordine, ma soprattutto gazebo in piazza. Guarda che è un po' più vasta, dovremo andare casa per casa a chiedere alle persone se sanno che cos'è il controllo del vicinato. È un via vai continuo davanti al gazebo del progetto di controllo di vicinato per Montebelluna e Emiliano Guerra, uno dei referenti, non si risparmia nel raccontare ai cittadini cosa ci sia dietro a questo simbolo che parla a tutti di sicurezza. Da oggi ufficialmente anche questa città della Marca ha la sua rete, portando a 37 i comuni con il controllo di vicinato e il risultato è che metà della Marca è di fatto sorvegliata dai cittadini. Sono quasi 500 i montebellunesi che hanno aderito all'iniziativa partita nel 2017, dopo aver visto i buoni risultati di Povegliano, il comune che per primo ha introdotto questo progetto coinvolgendo direttamente i cittadini.
Finalmente parte questa avventura, ma dobbiamo chiarire subito una cosa: non ha a che fare con la vicenda delle ronde. Il controllo di vicinato è un progetto che risponde a un'esigenza diversa, quella di ricucire i rapporti fra le persone e le famiglie all'interno della comunità, garantendo quel controllo sociale che può essere utile sì per segnalare la presenza di persone sospette, ma anche per rilevare il fatto che nel territorio vi sono casi di danni ambientali o problematiche di natura diversa. Sicurezza per i cittadini garantita dai cittadini con le nuove tecnologie che garantiscono la riservatezza delle informazioni e quindi anche la tutela dei segnalatori. Senta, che differenza c'è fra il vostro gruppo chiuso e la pagina ad esempio di Facebook che ad esempio c'è qui? Perché allora nella pagina di Facebook noi mettiamo una foto, mettiamo un'informazione e perdiamo il controllo di quell'informazione, non sappiamo poi chi la leggerà, mentre nel gruppo chiuso l'informazione rimane all'interno del gruppo perché se oggi io segnalo una targa mi può servire magari tra una settimana perché i carabinieri magari stanno proprio cercando quella macchina. Senta, ma questa è un'iniziativa più sociale o più di sicurezza? Entrambe le cose. Più si lavora sul sociale e migliore è la sicurezza all'interno della comunità. Una volta tanto copiare fa bene, avete copiato il Povegliano. I giapponesi hanno insegnato al mondo che quando si copia con intelligenza di solito si raggiungono grandi risultati. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, da Montebelluna ci spostiamo ora a Paese per un sit-in di protesta dei residenti che denunciano il degrado dell'area ex Guaraldo. Sentiamo. Quando si aprono le finestre trovano questo. Degrado e sporcizia sotto la finestra di casa. La denuncia arriva da alcuni residenti di questi condomini alle porte di Paese. L'area dell'impresa edile Pio Guaraldo, fallita e chiusa da anni, è ormai in completo stato di abbandono. Ovunque erbacce, sacchetti di rifiuti, vetri rotti e infissi divelti. Non c'è recinzione e di notte questi locali diventano rifugio per senza tetto. Voglio un attimo di pulizia, un po' di sicurezza più che altro, perché dopo di notte ci vengono a dormire, senza tetto, vengono qua, dormono, dopo la mattina vanno via. Chiamato i carabinieri, però questo è quello che ci troviamo ogni giorno. Qui siamo a Paese, all'ingresso di Paese, questo è il benvenuto che diamo a chi entra a Paese. A preoccupare è la mancanza di sicurezza. Nei palazzi adiacenti ci sono infatti famiglie con bambini. Giocare e farsi male qui è un attimo. Un bambino che corre qua rischia contro questo cavo pendente. Un bambino che corre e si taglia coi vetri rischia di prendersi qualunque malattia. Basterebbe così poco. Per esempio delimitando l'area. L'iter fallimentare della Pio Guaraldo si è chiuso senza compratori ed ora bisogna attendere la liquidazione del complesso. Nel frattempo però non si può stare con le mani in mano. Qualcuno deve venire, se no, come abbiamo fatto già, ci rimbocchiamo le maniche e diamo una pulita. Noi personalmente, o io personalmente. Intervenendo in prima persona, come già questi residenti ebbero modo di fare nell'estate del 2015, in piena emergenza profughi. Quel momento, con l'aiuto di tutti i residenti, eravamo riusciti a terminare quel sopruso che era stato fatto verso i residenti. Mi dispiace che nessuno oggi si sia presentato qui per dare manforte e presentare una bella cartolina a Paese. Siamo ora alla politica. Gazebi del Partito Democratico in piazza per la mobilitazione voluta da Nicola Zingaretti, ecco quello di Treviso. Chi si ferma è molto interessato, vuole discutere e quindi emerge sicuramente una necessità e un desiderio da parte della gente di capire di più, di conoscere e di dire la propria opinione. Il Partito Democratico scende in piazza anche a Treviso, per amore dell'Italia, come recita lo slogan ufficiale lanciato direttamente dal segretario Zingaretti. Una campagna d'ascolto per rilanciare la presenza del partito in mezzo alle persone e mostrare coi fatti una realtà diversa dal ritornello salviniano sul PD, tutto manovre e poltrone. Al varco Manzoni, tra i banchi del mercato, il gazebo con opuscoli e programmi, cercando di intercettare i passanti, ma soprattutto si discute fra militanti. Quello che sento dai militanti è un desiderio di vederci, di incontrarsi, di operare. Abbiamo
veramente incredibile, ci sono tante persone che si iscrivono ex novo. Del terremoto politico estivo, oltre che per il ritorno al governo, tiene banco il rivolgimento che ha scatenato nel partito, lo strappo di Renzi ed il giudizio sul suo operato. No, negativo in tutti i sensi. Ha visto che se si andava al voto lui veniva spiazzato via e quindi ha voluto fare un nuovo governo che però adesso condiziona. Anche il tema dell'autonomia può e deve essere visto da un'altra prospettiva, per non lasciarlo come cavallo di battaglia ad uso esclusivo della Lega. L'autonomia noi tendiamo ad averla, non certamente con quei mezzucci, costosi peraltro, come referendum, ma con il sistema democratico previsto dalla Costituzione. La Costituzione prevede l'autonomia delle regioni, bene, in quell'ambito lì noi operiamo. Scuole elementari Marconi di Montebelluna ha abbracciato il metodo Montessori, 2 le prime classi che adotteranno questa disciplina. I bimbi di 2 classi prime della scuola elementare Marconi di Montebelluna inizieranno quest'anno abbracciando una didattica diversa da quella tradizionale, il metodo Montessori, una disciplina che ha come obiettivo quello di dare libertà al bambino di manifestare la sua spontaneità. I ragazzi sono divisi in aula per aree di interesse, loro scelgono la mattina quando arrivano a scuola, scelgono la loro attività preferita, chi vuole fare italiano, chi il giorno si sente più predisposto per la matematica e soprattutto non c'è una offerta uguale per tutti, non c'è un'uniformità didattica come succede un po' nelle scuole tradizionali dove tutta la classe fa la stessa attività. Questo metodo intende sviluppare, spiega la dirigente, la creatività, il senso critico e dare ai bambini l'opportunità di lavorare secondo i propri interessi ed i propri talenti. Un metodo che in parte si scontra con il mondo attuale e con le nuove tecnologie. I bambini sono poco abituati all'uso delle mani, alla manualità e il metodo Montessori riscopre proprio questo, riscopre la praticità, l'uso dei materiali didattici e anche la vita pratica. Nella Montessori viene sviluppato moltissimo l'idea di ordine, di pulizia, di igiene. Oggi l'inaugurazione delle 9 prime classi con genitori e piccoli alunni, presente anche il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero. Un metodo, il Montessori, utilizzato in altre scuole del Trevigiano e non solo. Oltre a Montebelluna l'anno scorso è partito a Treviso, 2 anni fa, con la scuola statale Bindoni, quest'anno è partita una sezione a Casier e so che c'è un'esperienza simile a Venezia. Sulla lavagna la scritta che vale più di 1000 parole, per insegnare bisogna emozionare. Al via le tradizionali fiere di San Luca che rimarranno a Treviso fino al 20 di ottobre, già dal primo giorno un bagno di folla. Attese da grandi e piccini, le tradizionali fiere di San Luca sono finalmente arrivate e subito il primo giorno le giostre sono state prese d'assalto dai trevigiani. Ieri pomeriggio l'inaugurazione alla presenza dell'amministrazione comunale. Inaugurazione splendida, già la prima giornata è un'invasione di cittadini, di visitatori, quindi si conferma un evento amatissimo dai trevigiani. Speriamo che anche questa edizione, anche il tempo ci grazie, quindi di avere 15 giorni di possibile vivibilità delle giostre. Assessori, consiglieri e il vice sindaco hanno subito approvato l'emozione del giro in giostra. Io ho ruota panoramica, però qualcuno è stato più coraggioso come il consigliere Barbisan e l'assessore Nizzetto, il collega Basso e il collega Bassetto, che hanno provato anche le giostre più ardimentose. E nasi all'insù dei bambini che guardavano le giostre per i più grandicelli, ma poi la passeggiata e i volti sorridenti dei piccoli alla ricerca dell'attrazione più amata. Insomma, una giornata davvero all'insegna del divertimento. Tutto perfetto, ci hanno detto le famiglie, grazie anche al tempo che, nonostante le previsioni, ha visto far capolino il sole. Novità ce ne sono. È partito grandioso, e il tempo non sembrava dei migliori, invece alla fine è uscito anche il sole. Tutto promette per il meglio, le attrazioni sono nuove, sono bellissime, 4 ultra novità, una solo per gli adulti e 3 per le famiglie. Possono salirci tutti e vi aspettiamo alle fiere. Ma ovviamente non mancano i piatti tipici e l'immancabile frittella. Beh certo, frittelle, castagne, vinnovo, specialità culinarie del Veneto. Le fiere di San Luca saranno aperte fino al 20 ottobre, tutti i giorni, pomeriggio dalle 15 e la domenica mattina dalle 10. E c'è già chi incrocia le dita per 15 giorni di sole.
Prima di chiudere vi ricordo ancora una volta la nostra edizione straordinaria di domani a partire dalle 14 per l'arrivo del nuovo vescovo a Treviso. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. La prima domenica di ottobre trascorrerà all'insegna di un tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio del 6 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, al mattino ampio soleggiamento. Con il passare delle ore la nuvolosità sarà in aumento, il cielo risulterà a tratti anche coperto, ma non sono previste precipitazioni. Temperature in ulteriore diminuzione, minime tra 8 e 14 gradi, massime tra i 14 e i 17 gradi. E anche sul Friuli Venezia e Giulia avremo una mattinata soleggiata, poi più nubi un po' dappertutto, tuttavia senza piogge degne di nota. Temperature in lieve calo, minime tra 9 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra i 17 e i 18 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove la prima parte della giornata sarà con il sole, poi cielo via via più nuvoloso, anche con qualche temporale sui settori settentrionali, vedete. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 19 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.